Questo periodo di quarantena ci sta massacrando, perché non eravamo abituati ad una situazione simile. È una situazione che ci sta tenendo divisi, però può essere un qualcosa che ci può far capire che le semplici cose che facevamo prima in realtà sono delle cose molto preziose. Quando usciremo da tutta questa storia guarderemo le cose in un altro modo. All'inizio credevo che sarei stato capace di gestire la quarantena. Credevo di riuscire a dare un ritmo sensato alle mie giornate, tra lo studio, l'allenamento e gli spazi personali e gli ordinari cassetti della mia camera, che vivono perennemente nel disordine. Così è stato, per i primi tempi. Ma la nostalgia è arrivata davvero presto, prima di quanto mi aspettassi. Ormai è diventata insostenibile la pesantezza racchiusa in queste 4 mura. Mi chiamo Eric, abito a Gorizia e fino a qualche settimana fa ero abituato ad alzarmi alle 5 di mattina per recarmi a scuola, a Tolmezzo. Ricordo l'ultimo venerdì prima delle vacanze di Carnevale. Ero molto contento al pensiero di riposarmi in quei 3 giorni. Mi lamentavo spesso per la strada che dovevo percorrere giornalmente, della stanchezza. Ora invece, rinchiuso in casa, rimpiango quelle giornate, vedere l'alba dal vetro di una corriera o il tramonto da un treno, ridere e scherzare con i compagni di classe. Ho sfruttato al meglio gli ultimi giorni prima della quarantena. Avendo preso da poco il foglio rosa, ho potuto viaggiare molto ed ero veramente felice. Mi sono trovato spaesato di fronte a questa situazione. Nessuno era pronto, ma ho comunque cercato di adattarmi. Penso che il modo più semplice per superare questa quarantena come singoli individui sia quello di guardare il lato positivo della cosa. Tralasciando tutti i lati negativi, questo periodo mi ha insegnato come gestire bene il mio tempo. Ha rafforzato il rapporto con la mia famiglia e mi ha fatto capire quanto sono importanti le piccole cose, che prima ritenevo scontate, ma ora non lo sono più. Questo brutto periodo che non sopporto più, questa benedetta coronavirus e la quarantena, anche se è possibile che entro il tramaglio che è di domenica, spero che questa bestia di coronavirus, quarantena potrebbe finire. Stare solo a casa, lo desideravo, ma ora che sto a casa, rimpiango il passato, so che tutti insieme ci stiamo provando a darci una mano, anche se da lontano. Stare solo a casa, lo desideravo, ma ora che sto a casa, rimpiango il passato, so che tutti insieme ci stiamo provando a darci una mano, anche se da lontano. E ora sul divano completo il mio libro per sentirvi vicini, per sentirmi vicino al compagno di banco che condivide il mattino insieme al prof che ci ricorda non sei più un bambino solo quando non fai nulla. Vedo nelle persone molta diffidenza, molta paura. Quando si allontanano da casa per fare una passeggiata o per fare la spesa, è come se cambiassero personalità. Si rattristano, si vede nei loro volti molta malinconia. La sento quasi ogni giorno questa tristezza. La vivo stando a contatto con le persone e per questo motivo cerco di essere positivo al tutto. Vedo chiaramente una luce di speranza in questa buia storia e so che ne usciremo più forti di prima. Avendo molto tempo libero ho cercato di farmi una palestrina o qualcosa per riuscire ad allenarmi un po', per tenermi allenato, così quando la quarantena sarà finita non dovrò ricominciare tutto da zero. In questo periodo ho riscoperto tante cose che avevo messo nel dimenticatoio e che mi stanno aiutando a passare il tempo, facendomi pensare ad altro. Sto imparando a suonare il basso, cucino molti dolci, post-produco foto che non ho mai avuto tempo di vedere, ma soprattutto passo molto tempo con la famiglia. Non era e non è per niente facile restare rinchiusi all'interno delle 4 mura. Vedo molta gente scontenta, quasi arrabbiata di stare a casa, di non poter uscire, di non fare quello che vuole, che sfoga quella dannata repressione nei social, creando in coloro che vedono i post, le storie, i tweet e tanto altro, ansie gratuite e inutili. Oltre a queste persone ci sono quelli che, come me, cercano di vedere la faccenda in modo positivo. Mi manca vivere la montagna. Mi mancano gli amici, i compagni di classe e i professori. Mi mancano le relazioni quelle vere, non filtrate dagli schermi dei nostri cellulari. Mi manca lei.
che per quanto non vogliamo esporre le nostre fragilità, la distanza dall'amore è pesantissima, insostenibile, soprattutto in questo momento che è costretta. Ho un po' di malinconia, non potendo finire l'anno, ho un percorso con la mia classe, con i miei compagni, con i miei fratelli, posso dire. E questo mi rattrista molto, perché sarebbe stata una bella esperienza finire gli ultimi mesi del mio percorso scolastico con i miei compagni. Però ci sono lati positivi in cui ho imparato molte cose che prima non sapevo farle, tipo imbiancare casa, costruire pezzi per la moto e tante altre cose. Ho imparato anche molte cose sulla vita e che bisogna essere forti ad accettarle, anche se non sono positive. Quello che mi manca della vita normale è stare in compagnia. Quando sono a casa io sto troppo male perché non sono in compagnia per niente e allora passo tanto tempo al computer, guardo i video di cartoni animati qui. Sono situazioni difficili che mi danno forza e mi aiutano ad allontanare i problemi e a sperare che si possa stare con i piedi saldi. Sento la mancanza delle piccole cose, come ad esempio andare a trovare i nonni, lavorare in falegnameria, parlare con le persone. Mi mancano le strade del Coglio Goriziano, percorse in moto nei fine settimana di primavera per andare a trovare mia nonna. Il sole, il vento. Mi manca il semplice gesto di varcare il confine sloveno per andare a far benzina o a comprare il tabacco. Tutto chiuso, barriere e transenne per contenere il nostro nemico. Un nemico che porta morte, sofferenza, ma che mi fa pensare molto. Mi fa pensare a quanto l'uomo, per quanto brillante, intelligente possa essere, sia solo ospite e non il padrone di questo mondo.